Arrivato nel pomeriggio a Catanzaro il nuovo commissario ad acta per la sanità in Calabria, subito al lavoro, priorità, dice Guido Longo, legalità e piano Covid. Lavori in corso per l'attivazione di nuovi posti Covid negli ospedali di Acri e Cetraro. A Paola in via di sistemazione le 4 postazioni di terapia intensiva. Focolaio nel comune della Locride che registra 100 positivi su meno di 2000 abitanti. Il sindaco chiede l'istituzione della zona rossa. Anche a Crotone c'è l'ospedale da campo allestito dall'esercito, 16 posti letto che aiuteranno il San Giovanni di Dio, sarà gestito da Emergency. Sono 1045 gli OS che nel 2017 hanno partecipato alla preselezione del concorso pubblico per 24 posti all'Annunziata di Cosenza, ma la procedura è ferma, protesta nella sede dell'azienda ospedaliera. Vince la Salernitana con un gol dell'ex Tutino. I silani hanno tenuto testa alla capolista sfiorando più volte il pareggio. Sulla gara pende il pasticcio a Bubà. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG, in apertura all'insediamento del commissario ad acta per la sanità in Calabria. L'ex prefetto Guido Longo è arrivato nel pomeriggio a Catanzaro, subito al lavoro, ha detto accettato perché sono un uomo delle istituzioni. Poi parlando con i cronisti ha indicato le priorità che sono legalità e piano anti-Covid. Vediamo. Buongiorno a tutti, mi inserio oggi, prenderò oggi possesso del mio incarico e quindi andiamo avanti, speriamo di poter fare qualcosa di buono per la Calabria e per i calabresi soprattutto. È arrivato nel primo pomeriggio a Catanzaro il neocommissario alla sanità Guido Longo, l'ex prefetto, ha sorpreso i cronisti in attesa dinanzi alla cittadella regionale e prima di raggiungere il suo ufficio sito al terzo piano si è soffermato sulla legalità che ha detto caratterizzerà il suo mandato. La legalità innanzitutto, ovviamente, perché la legalità porta servizi migliori, libertà di scelta e soprattutto risparmio. Purtroppo... Però praticamente c'è anche l'altra esigenza di migliorare qualitativamente lo standard di sanità in Calabria, bisogna migliorarlo. In una situazione complessa quale quella calabrese, da dove comincerà? Da dove parto? Bisogna vedere cosa vedo. Prima bisogna vedere con i propri occhi, bisogna capire e poi si parte. Tra le priorità infine il piano anti-Covid. E fra le cose prioritarie è proprio questo. Per forza. Voglio vedere se sono stati fatti e in che termini sono stati fatti. Al lavoro da stasera dunque il commissario toccherà a lui vedere le carte, incontrare le istituzioni e capire come curare quel malato cronico che è la sanità calabrese. Intanto si cerca di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. A Paola e ad Acri si lavora in queste ore per allestire i reparti utilizzabili proprio nell'ottica di fronteggiare l'emergenza Covid. Questa mattina sul Tirreno Cosentino sono arrivati gli arredi per la terapia intensiva che così sarà completata, mentre a Cetraro verranno ampliati i posti per i pazienti Covid. Ad Acri invece sono iniziati i lavori per allestire un reparto dedicato a 16 pazienti post-acuti. Vediamo. Eccoli i nuovi letti per la terapia intensiva di Paola, proprio nel momento in cui vengono scaricati dal TIR. Serviranno per allestire il reparto che può tornare utile anche in vista della pandemia da Covid-19. Una battaglia di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane nel corso dei nostri telegiornali, della quale si è fatto promotore anche il consigliere regionale Graziano Di Natale, che aveva sollecitato anche l'intervento del vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Ora, dopo questo passo, servirà a incaricare il personale medico e infermieristico da utilizzare nella terapia intensiva. Di Natale fa sapere che la lotta bisogna continuare a portarla avanti senza campanilismi, ecco perché ha chiesto un tavolo di confronto con i sindaci di Paola e Cetraro insieme al consigliere Giuseppe Aieta. Per una sanità sganciata, dice, da vecchie logiche e vecchi interessi.
A Cetraro intanto sono stati attivati altri 11 posti per pazienti Covid, dal Tirreno ad Acri, dove l'ASP ha dato l'ok per effettuare lavori del nuovo reparto Covid per 16 pazienti post-acuti. Ecco le postazioni che ospiteranno gli ammalati, dotate di bocchette per l'ossigeno, e guardate, anche qui work in progress per riammodernare il reparto in tempi record. Infatti dovrebbe entrare in funzione giovedì 3 dicembre. A Crotone oggi è arrivato Gino Strada, come sapete è stato allestito l'ospedale da campo che sarà gestito da Emergency, 2 tensostrutture con 16 posti letto complessivi che serviranno ad alleggerire la pressione sull'ospedale cittadino. Vediamo. Ecco le 2 tensostrutture allestite a Crotone nel piazzale antistante l'ex pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Gli uomini dell'esercito, coadiuvati dal personale della protezione civile regionale, impegnati nel montaggio delle tende che ospiteranno 8 posti letto ciascuna. L'ospedale da campo, dotato di tutte le attrezzature occorrenti, verrà gestito da medici e infermieri di Emergency. Sul posto a seguire le operazioni di allestimento anche il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce. Ad Emergency, organizzazione non governativa fondata da Gino Strada, verrà affidata anche la gestione di 5 posti letto di terapia subintensiva e di altri 10 posti letto del reparto Covid-2, operativi da settimane nel San Giovanni di Dio. L'ospedale da campo sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel. I posti letto realizzati dunque nelle tensostrutture montate dall'esercito serviranno ad alleggerire la pressione sull'ospedale cittadino ormai al collasso. I numeri, il bollettino di oggi, calano i contagi ma si registrano in Calabria 14 decessi, vediamo. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati 1545, 270 i positivi in più rispetto a ieri. Nelle città calabresi oggi sono stati riscontrati 63 contagi a Cosenza, 13 a Catanzaro, 97 a Crotone, nessuno a Vibo e 97 a Reggio Calabria. 400 i ricoveri negli ospedali calabresi, a cui vanno ad aggiungersi i pazienti delle terapie intensive. In totale sono 42, 14 i decessi. A Platì un vero e proprio focolaio, circa 100 i nuovi contagiati sui residenti, che sono 2000 nel comune della Locride, e il sindaco chiede l'istituzione della zona rossa. Vediamo. Il sindaco di Platì chiede l'istituzione della zona rossa per il comune della Locride. I numeri sono allarmanti, su meno di 2000 abitanti si registrano 100 positivi e 2 decessi. Stante a quello che è stata la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, il nostro comune rappresenta il 12-15% di tutti i positivi dei comuni della Locride, per cui questo dato ci allarma. E nei giorni scorsi purtroppo abbiamo dovuto registrare anche 2 decessi di 2 donne, una di 52 rispettivamente l'altra di 81 anni. Quindi questo ci preoccupa tantissimo, tant'è che abbiamo su una popolazione il focolaio è concentrato tutto su Prati Centro, quindi meno di 2000 abitanti, e abbiamo riscontrato 100 tamponi già positivi certificati dal Dipartimento, e in più ci saranno altrettanti tamponi fatti con gli antigenici e i tamponi antigenici di cui aspettiamo conferma della positività. Per cui questo è un dato che ci preoccupa tanto, è un dato allarmante. Le scuole abbiamo emesso ordinanze di chiusura anche per circoscrivere anche l'attività di contagio, però abbiamo necessità di avere un supporto anche sotto il profilo sanitario per poter addivenire a una soluzione della questione che si sta facendo giorno per giorno sempre più pesante. È una situazione che va gestita con interventi straordinari, anche sia a tutela della salute pubblica dei nostri concittadini, sia a tutela anche della salute dei cittadini dei paesi limitrofi, con i quali abbiamo anche scambi commerciali, nonché anche risultano anche che molti nostri ragazzi frequentano scuole dei paesi limitrofi. A Cosenza, per una testimonianza davvero molto forte, è tornato a casa l'imprenditore Sergio Mazzuca, ha vinto la sua battaglia contro il Covid. Noi gli facciamo davvero auguri sinceri per la guarigione. Ha deciso di raccontare la sua storia al TG10. Vediamo.
Sergio Mazzuca racconta la sua esperienza da malato di Covid-19. Quella dell'imprenditore cosentino è una testimonianza toccante. È ancora provato alle conseguenze del contagio e dalle terapie alle quali è stato sottoposto. Tornato a casa dopo la degenza in ospedale, parla dell'incubo vissuto. Sono stato risultato positivo il 2 di novembre e dopo una settimana di terapia domiciliare, giorno 10 sono stato trasferito d'urgenza dal 118 all'ospedale al pronto soccorso di Cosenza. Naturalmente ho fatto l'accoglienza nella tenda triage, delle persone splendide, dei medici e dei paramedici eccezionali. Naturalmente quando arrivi là la cognizione è di essere in una zona di guerra, in una zona dove le regole magari saltano. E niente, visto il mio grado di saturazione, sono stato subito sottoposto a una TAC. La TAC ha dimostrato che la polmonite era oltre il 60% e sono stato trasferito in terapia intensiva. Lì sono entrato il giorno 12 e sono uscito il giorno 25. Naturalmente ho affrontato tutti i cicli di trattamento e niente, oggi sono qui dimesso da venerdì, grazie a Dio, almeno penso che il peggio è passato. Solo chi ha conosciuto il Covid e i suoi effetti più nefasti può spiegare cosa vuol dire e ribadire la pericolosità del virus. Ho sempre mantenuto, io e i miei collaboratori, la mia struttura, un'organizzazione perfetta, ubbidendo a tutti i codici Covid e i protocolli sanitari. Quindi io non riesco a capire come sia potuto accadere la mia contaminazione. Io sono stato colpito non so come, quindi prego tutti di stare attenti, di fare attenzione, perché entrare in terapia intensiva è una cosa allucinante, e lì eravamo in tanti che soffrivano, ogni tanto qualcuno se ne andava, quindi fate attenzione, prendete tutte le precauzioni, non vi affollate, mantenete le distanze, lavatevi le mani, non vi toccate gli occhi, le solite avvisaglie, ormai sono 7-8 mesi che diciamo le stesse cose. I ragazzi, i giovani, fate attenzione anche quando siete in giro, mantenete sempre le mascherine. Ecco, questo è quello che mi va di dirvi, perché questo virus non conosce età, c'è gente di tutte le età. La zona arancione, la riapertura dell'attività e soprattutto il rientro a scuola. Sergio Mazzuca invita al buonsenso, è un momento delicato, la priorità è tutelare la salute. In questo momento, visto che siamo nell'imminente feste natalizie, io penso che si può tranquillamente fare didattica a distanza. Capisco che la cultura è importante, capisco che è tutto importante, l'economia, la cultura, il business, però non c'è prezzo, non c'è cosa più bella della vita, di tutto. Quindi io penso che è bene che le scuole vengano al momento rinviate subito dopo le feste. Sono felice che lo Stato ha chiuso campi da sci, ha chiuso cenoni, veglioni. Questo è importantissimo, perché l'assemblamento, a mio avviso, in questo momento sono tutte cose che si possono rinviare. Gioire, vivere un mese e mezzo, arriva il vaccino, ho vissuto sulla mia pelle, ho visto tante cose orribili, quindi mi va di dire questo. E avete sentito anche il riferimento alla scuola, perché sulla scuola c'è un dibattito aperto molto forte, non solo da parte della politica, la scuola divide anche i pediatri, vediamo. Pochi giorni fa i pediatri cosentini hanno inviato una lettera alle istituzioni, in sostanza invitando i sindaci a non aprire le scuole, una posizione che dissente rispetto alla Società Pediatrica d'Italia, come conferma ai nostri microfoni il presidente nazionale, spiegandone il perché. Io vorrei sgombrare subito il campo, nel senso che non c'è nessuna diatriba nella classe politica, nella classe diciamo dei pediatri, considerato che
ovviamente ci può essere sempre qualcuno che dissente da quelle che possono essere le direttive nazionali. Di fatto la posizione della Società Italiana di Pediatria è una posizione che nasce anche da valutazioni importanti anche dei dati numerici del contagio. Allora, dati che risalgono al 15 di ottobre, sono dati ufficiali del Ministero della Sanità, evidenziano come la percentuale di bambini contagiati sia pari allo 0,08%, mentre la percentuale di docenti contagiati è pari allo 0,14%. Quindi diciamo sono numeri assolutamente importanti che ci danno un'idea anche dell'eventuale rischio. A questo però non si può non associare le altre preoccupazioni che sono legate sostanzialmente ai danni e ai rischi che facciamo correre ai nostri bambini non mandandoli a scuola. Danni di carattere educativo, danni di carattere sociale, danni legati anche a problematiche della salute. I bambini, ci sono dati incontrovertibili che testimoniano come questo lockdown abbia provocato delle importanti problematiche dal punto di vista anche neuropsichiatrico nei bambini. Sono aumentati i disturbi di ansia, sono aumentati i problemi dei disturbi alimentari, quindi voglio dire c'è anche il rovescio della medaglia. Allora io dico che in tutte le cose ci vuole il buonsenso, e il buonsenso deve partire dai dati di fatto, non dalle emozioni o dalle sensazioni. Allora il dato di fatto è quello che le ho detto prima, cioè questi sono dei numeri assolutamente rassicuranti. Quindi a fronte di questo la SIP ha preso una posizione che tra l'altro è anche condivisa dai vertici regionali della stessa organizzazione cui fanno parte i pediatri di Cosenza, che invece dissentivano. Ma io è chiaro che in un regime così, in una democrazia, chiunque può dire la propria opinione, ci mancherebbe, ma alla fine quello che conta però sono i fatti, cioè qualunque idea, qualunque ipotesi va suffragata da fatti concreti. Sit-in questa mattina a Cosenza degli operatori sociosanitari che hanno superato la preselezione del concorso per il reclutamento di 4 OS presso l'azienda ospedaliera chiedono che si svolga il concorso. L'avvio della procedura risale al 2017. Vediamo. Loro sono alcuni dei 1045 operatori sociosanitari che hanno partecipato e superato la preselezione del primo concorso per il reclutamento di 24 OS presso l'azienda ospedaliera di Cosenza. La procedura è stata avviata, pensate, nel 2017, ma oggi è tutto fermo, bloccato. Questa mattina hanno effettuato un sit-in davanti agli uffici dell'azienda ospedaliera. Le altre province della Calabria hanno fatto il loro concorso e hanno la loro graduatoria. Non capisco perché noi non dobbiamo avere la nostra graduatoria. Abbiamo fatto questa preselezione, abbiamo studiato, l'abbiamo passata, non abbiamo avuto nessun aiuto. Ora siamo qui all'azienda ospedaliera a chiedere un nostro diritto di continuare a fare questo concorso per andare avanti. Abbiamo bisogno di lavorare. Avevano promesso che il 19 facevano il concorso, non lo stanno facendo, hanno bloccato tutto, hanno bloccato aule, anche il rettore dell'università ora ha detto che non ci vuole dare l'aula per completare il concorso. Una delegazione è stata ricevuta dai dirigenti dell'azienda ospedaliera. Loro adesso chiedono risposte immediate. Vogliamo risposte vere e concrete, è un incontro. E questo un altro paradosso della sanità calabrese. In questo periodo di emergenza sanitaria nelle strutture ospedaliere della provincia manca personale, c'è carenza di operatori sociosanitari, ma loro aspettano ancora che il loro concorso si concluda. Tutta la provincia di Cosenza mancano oltre 4.000 OS, c'è una carenza di organico all'ospedale di Cosenza e nessuno si muove. Noi siamo qui, abbiamo passato una preselezione e nessuno ci ascolta e siamo oltre 1045 OS che stiamo aspettando delle risposte e nessuno si muove. Siamo allo sport, al calcio. Il Cosenza perde nel posticipo di ieri con la Salernitana con una rete dell'ex attaccante tutino. I rossoblù recriminano per un episodio dubbio che li ha costretti a giocare in 10 uomini. Hanno presentato preannuncio di reclamo agli organi competenti della giustizia sportiva richiedendo tramite legale atti di gara per valutare se e in che misura vi siano state negligenze o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita. Sentiamo.
E la rete dell'ex Gennaro Tutino a condannare i lupi alla sconfitta con la Salernitana, una gara condizionata dopo lo svantaggio da un episodio unico nel suo genere, l'ammonizione inflitta a Ba, entrato in campo in sostituzione di Bruccini, senza che il centrocampista lasciasse il campo, una circostanza dettata dalla distrazione del quarto uomo e complicata poi dall'ammonizione del francese decisa dal direttore di gara. Ba, autore poco dopo di un fallo di gioco, è stato espulso per doppia ammonizione lasciando in 10 la squadra rossoblù. Passaggi cruciali che hanno penalizzato il Cosenza per un errore tecnico forse imputabile al direttore di gare e al quarto uomo, su cui la società ha già annunciato il ricorso. Ma nel computo complessivo la squadra di Occhiuzzi forse avrebbe meritato il pareggio, anche se in più occasioni ha sprecato tanto sotto porta. Al prontivia la prima folata offensiva dei lupi sul cross di Carretta arriva a Baez di testa ma non riesce a dare forza all'incornata. Poi 2 minuti dopo su calcio piazzato Tiritiello svetta più in alto di tutti, la palla incoccia a terra e si alza sopra la traversa. Al 13° è la Salernitana a mettere i brividi. Tutino calcia di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore, il pallone finisce alto di poco. Risponde Vera che ruba palla e appoggia subito sull'accorrente Baez che prova il tiro a giro senza impensierire Belek. Alla mezz'ora Falcone respinge la conclusione da distanza ravvicinata di Anderson e poco dopo è provvidenziale sul tiro di Zizek. L'ultimo acuto è dei padroni di casa, contropiede di Balulì che serve esternamente l'accorrente Carretta. Sul suo cross interviene al volo Baez mandando alto di poco. Nella ripresa dopo 4 minuti brivido per i rossoblù sulla spizzata di testa di Djuric che sfiora il palo e il preludio al gol che arriva puntuale al 5° minuto con Tutino che non esulta e alza le mani al cielo commosso. I padroni di casa allora accusano il colpo e provano a ristabilire la parità anche quando l'arbitro manda sotto la doccia anzitempo il neoentrato Ba, ma non è la serata giusta per l'11 silano. Lo prova all'occasionissima di Balulì che finisce fuori di poco e al 46° il traversone di Corsi su cui stacca Petr e anche qui la palla finisce fuori di un soffio. La Salernitana si gode la vetta solitaria mentre il Cosenza rimugina e guarda già al prossimo avversario. Loro sapevamo che ci toglievano profondità e quindi quando ti tolgono profondità devi cercare devi aggirare, arrivare dagli esterni ed entrare con passaggi con 1-2, cosa che è successo in 2 occasioni, soprattutto su dei fuorilinea dove soprattutto si è vista nell'occasione di Balulì e nell'occasione del primo tempo. Quando attacchi centrali esternamente gli puoi far male. L'avevamo preparato in questo modo perché immaginavamo che ci potevano lasciare queste situazioni, perché è una squadra granitica, una squadra che crea le gare su seconde palle, su gioco più di seconde palle, insomma. Ora le ultime dalla borsa, vediamo. Chiusura in rosso per le borse del vecchio continente mentre Wall Street accelera al ribasso. L'attenzione degli operatori è stata rivolta alla maxi fusione da 44 miliardi di dollari fra S&P Global e IHS Markit, colossi dell'informazione, dei dati e dell'analisi economica e finanziaria. Sullo sfondo sono rimasti riscontri incoraggianti dei test sui vari vaccini contro il coronavirus che hanno spinto l'azionario nelle ultime settimane, alimentando le speranze per una rapida ripresa dell'economia nel 2021 e trainando l'indice globale MSCI World Index a realizzare un balzo mensile del 13%. In Europa i riflettori sono invece puntati alla riunione dell'Eurogruppo, chiamata ad approvare il meccanismo europeo di stabilità e l'introduzione anticipata dal 2022 dell'intervento finanziario di ultima istanza per la risoluzione delle banche. Sotto le attese invece i dati preliminari di novembre sull'inflazione della Germania, mentre in Italia l'Istat ha stimato per novembre una flessione dei prezzi al consumo pari allo 0,1% mensile e allo 0,2% su base annua, registrando una variazione negativa per il 7° mese consecutivo.
Così il FTSE MIB di Milano chiude in calo dell'1,3%, negativo come il FTSE 100 di Londra a meno 1,1%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,2% e il CAC 40 di Parigi a meno 1,4%, mentre limita le perdite il DAX di Francoforte a meno 0,3%. Oltreoceano arretrano il Dow Jones a meno 1,4%, l'S&P 500 a meno 1% e il Nasdaq a meno 0,8%. Sul Forex l'euro-dollaro rallenta a 1,195, mentre il cambio dollaro-yen avanza leggermente a 104,3. Tra le materie prime restano in calo le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,5% a $47,5 e il WTI a meno 1,4% a $44,9. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%. Tornando a Piazza Affari, arretra Unicredit a meno 5%, in scia i rumors su incertezze nella governance nell'ambito del rinnovo del CDA che si terrà in aprile e alle possibili nozze con MPS che invece chiude a più 3%, in controtendenza Pirelli a più 3,6%, seguita da Diasorin a più 2,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Archiviata la perturbazione appena passata, ci attende un inizio settimana con tempo in graduale miglioramento. Seppur non mancherà un po' di instabilità, prima di un nuovo peggioramento più organizzato che probabilmente ci interesserà nella seconda parte della settimana. Domani possibili piovaschi sulla fascia tirrenica, in particolare vibonese. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature nelle medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani moto ondoso in diminuzione, con mare che risulteranno generalmente poco mossi. Venti deboli che tenderanno a disporsi dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Cava in regia, a Giuseppe Costanzo in messa in onda, noi vi auguriamo un buon proseguimento.